Atterrerà all'aeroporto di Venezia venerdì pomeriggio. José Luis Mateo Garcia, accusato di essere uno dei killer che ha ucciso materialmente Margherita Ceschin, 72 anni, nella sua abitazione, tornerà a Treviso. Scortato dai carabinieri, sarà portato in carcere a Santabona. All'appello manca ancora l'ultimo complice, anche lui fuggito in Spagna subito dopo il delitto. Garcia era stato arrestato il 3 gennaio durante un controllo di polizia a El Vendrell, una settantina di chilometri da Barcellona. Sul 29enne di origini domenicane pendeva un mandato di arresto europeo emesso il 26 ottobre scorso dal GIP del Tribunale di Treviso. L'uomo era stato rintracciato dopo un'attività di localizzazione svolta dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia su attivazione dell'autorità giudiziaria e dei carabinieri di Treviso. Dopo un mese dal fermo, la Spagna ha concesso l'estradizione. Si dovrà attendere ora all'interrogatorio di garanzia per capire se deciderà o meno di collaborare con le autorità italiane. Se dovesse decidere di raccontare la propria verità, potrebbe esserci una svolta in questo caso che ha sconvolto l'intera comunità. Per questo femminicidio sono state accusate 4 persone, 2 si trovano ancora in carcere: Joan Maria Guzman, intermediario, e Sergio Antonio Lorenzo, uno dei 3 esecutori materiali dell'omicidio. Il presunto mandante, il marito della donna, Enzo Lorenzone, è stato scarcerato e messo agli arresti domiciliari presso una casa di riposo per motivi di salute. Un puzzle che si sta ricomponendo. Ora manca l'ultimo complice che, secondo l'accusa, sarebbe entrato nell'abitazione di Conegliano di Margherita Ceschin e l'avrebbe colpita soffocandola e uccidendola.